Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova live di Reni Retro. Salve a tutti, benvenuti, sono le ore 12:05 di questo 25 giugno 2025, oggi è mercoledì. Salve a tutti, benvenuti, sto aprendo la chat, un attimino che faccio un altro paio di cosette che sono sempre necessarie, mentre niente qua. Ok, allora facciamo così. Allora questo lo posso chiudere, qua invece andiamo qua un attimino solo, allora vediamo un po' se riesco a fare una cosa. Allora sulla televisione mi sembra che va tutto bene. Ok, qui chiudiamo. Ok, proviamo ad andare avanti così. Ok, andiamo un attimo, un secondo solo, che il PC è quello che è, come vi ho sempre detto. Ok, non si è aggiornata l'immagine, ma strano che scriviamolo, sfogliamo insieme gli speciali di retrocomputer numero 3 Amiga. Ok, allora, l'ho scritto. Ok, ho scritto qualcosa su Telegram. Ok, buongiorno, salve Michele, sempre insieme a noi. Buongiorno a tutti, ricomincio perché purtroppo c'è sempre qualche problema che non dipende da me con Restream risulta offline, invece noi siamo correttamente online, io lo vedo già dalla televisione, su cui vedo se la live un po' scatta, se va bene, se va male. Oh, qui a Roma fa veramente caldo, infatti sono sudato, però fa niente, insomma si va avanti. E niente, volevo fare tante live e invece mi sono trovato a fare tanti video. Mi stanno arrivando anche delle altre compilation da pubblicare, quindi pian piano pubblicherò tante compilation di musica. Tra l'altro io approfitto anche di queste live per invitarvi ad ascoltare. Per esempio ho pubblicato tutte le compilation del Festival Bar dal 1978 al 2008, comprese tutti gli speciali che sono uscite durante questi anni, e quindi vi invito ad andare sul mio canale YouTube, andate a cercare o la playlist o il podcast dedicati al Festival Bar e potete lì trovare tutte le compilation del Festival Bar. Ma ovviamente non mi sono fermato a quelle che sono decine di compilation del Festival Bar. Ricordo che alcuni erano due CD per la parte rossa, 2 CD compilation blu, e quindi erano 4 CD l'anno, quindi erano tante. Anche a Milano si schiatta dal caldo, lo so, fa caldo un po' in tutta Italia, diciamo dopo la enorme grandinata di 2 giorni fa. Le temperature sono nettamente risalite parecchio. Ok, io qui ancora non ho il condizionatore perché ho un bellissimo Samsung Inverter BLDC del 2006 che sono 8 anni che è rotto. Adesso mia moglie ha detto basta, vabbè, lei sta al lavoro e quindi lì c'hanno l'aria condizionata, però dice per farvi stare bene a voi abbiamo acquistato, adesso dovrà arrivare, un LG che è anche smart, quindi si potrà comandare anche con lo smartphone, quindi non solo col telecomando in dotazione, verrà montato diciamo a breve, nei prossimi 10 giorni, quindi poi farò delle live in cui sarò meno sudato. Allora, bando alle ciance, ho fatto già un'introduzione un po' troppo lunga anche per chi poi vuole vedere questo video in differita, quindi come se fosse un video e non come se fosse una live. Allora, quindi che cosa dobbiamo fare oggi? Oggi facciamo uno sfogliamo insieme. Che tipo di sfogliamo insieme? Dobbiamo sfogliare insieme, come vedete lì, il numero 3 speciale di Retro Computer,
interamente dedicato alla piattaforma Amiga, ok? Allora, questa è la quarta di copertina, come mio solito vi faccio vedere, perdo un po' di tempo perché io ci tengo parecchio alle quarte di copertina, perché per me sono molto molto importanti, anche non solo la copertina, quindi la prima di copertina, ma anche la quarta di copertina è molto molto importante di una rivista. Questa rivista è stata pubblicata un sacco anche su Facebook, sugli altri social, perché appunto è uno speciale dedicato ad una macchina a 16 bit che ha fatto la storia, ok? E quindi diciamo si è meritata una pubblicità da parte di tutti quelli che sono andati in edicola, l'hanno trovata e l'hanno acquistata. Tutti quanti hanno pubblicato una foto con questa rivista in mano o che magari l'hanno trovata presso un edicolante, ok? Allora, io ho un po' detto anche la mia che riguarda, allora, queste riviste di Sprea sono stupende da tutti i punti di vista, però hanno un solo difetto, però non tutte, tranne una. Comunque, tutte le altre hanno un difetto, secondo me, che si potrebbe pure, tra virgolette, correggere, ed è il prezzo. Ora, questa rivista, per quanto possono essere più di 100 pagine, tutti a colori, quello che volete, molti hanno detto è bimestrale, quindi devi dividere il prezzo per due, non è proprio così, perché è una rivista mensile che costa meno, almeno in 2 mesi escono 2 riviste e tu ce n'hai due, non una, ok? Quindi diciamo che 14,90 € è l'unico, secondo me. Io ancora la devo spogliare questa, però io, come vedete, gli speciali di Sprea, gli altri due l'ho presi. Qui ho tutti i numeri di retrocomputer dal primissimo, Ho tutti i numeri di retrocomputer e per chi mi segue sa che ho anche tutti gli anime cut con tutti gli speciali e con tutti gli speciali anche dedicati ai vinili, ai 45 giri. Diciamo, sono un acquirente molto, diciamo, mi ritengo, diciamo, che spendo parecchi soldi in riviste di Sprea. E tra l'altro ho anche delle vecchie riviste, guardate questa è una vecchia rivista dedicata sempre degli anni 2000, Beh, non è anni 90, però pure questo è Retro Gamer e sono usciti diversi numeri. Guardate, questa è soltanto una copertina di Retro Gamer, vedete? Vedete? Retro Gaming, Retro Gaming, quindi diciamo, qui sempre un'amica, cioè Retro Gaming, Atari, ah no, questo che è un Atari? No, è un'amica, non c'è niente da fare, con tutto che lì c'è scritto Atari, qui c'è un'amica, e questo è Retro Gaming, ok? Come vedete, altro numero di Retro Gamer, vedete? Questo è dedicato a The Secret of the Monkey Island, quindi bellissimo, diciamo, tutta la serie i segreti di Monkey Island, il segreto di Monkey Island. E oggi andiamo a fare lo sfogliamo insieme di questo, ok? Allora, la copertina è molto molto bella, sempre con questa parte argentata che riflette la luce, come vedete, anche in questo caso, ecco, lo metto così si vede meglio, vedete, è uguale, sempre in parte argentata, sì, assolutamente hanno un prezzo sconsiderato queste riviste, con 4 riviste praticamente ti compri un C64 usato. Vedi, questo è un'ottima osservazione. Io sotto a un post dove mi hanno fatto una fotografia con questa e si vedeva anche un 4 ruote, io ci ho scritto, purtroppo mi è venuto spontaneo metterci con il prezzo di uno speciale di retrocomputer, ci compri 4 ruote, la settimana enigmistica, il Messaggero, Corriere della Sera, Topolino e ti danno pure il resto. Cioè è ovvio che secondo me, allora parliamo un po' del prezzo, poi lo andiamo a sfogliare. Allora, secondo me 14,90 per questo tipo di rivista è troppo. Secondo me, se volessero allineare un po' il prezzo, diciamo andare a prendere un po' i nostalgici come quelli della mia generazione e allineare un po' il prezzo anche di Anime Cult che costa 7,90 ed è aumentato anche di €1 perché prima costava 6,90 €, ok? Volessero allineare un po' tutti i prezzi di tutte le riviste edite da Sprea che riguardano gli anni 80 e 90, secondo me
le potrebbero portare a 10 euro tutte quante, perché ci sono degli speciali che costano 12,90. Ovviamente io lo penso, li compro sempre in edicola, mai con l'abbonamento, perché io, come sapete, sono amico degli edicolanti, mi fa piacere che le edicole non chiudano, perché se io faccio l'abbonamento e qua dentro sicuramente c'è la pubblicità all'abbonamento a qualche cosa di tutta sta roba, ok? E l'abbonamento costa 20, 30, 40, c'è lo sconto. Io non ci faccio niente con quei 2, 3, 4, 5 euro di sconto con l'abbonamento, e quindi preferisco che ci guadagni sopra il mio edicolante piuttosto che prenderlo direttamente sul sito di Sprea. Io anche grazie alle tue live avevo iniziato a comprarle tutte, poi dopo qualche mese ho realizzato che avevo speso più di 100 euro ed ho smesso purtroppo. Oh, ecco qui un saluto dal grande Luke74 Channel, carissimo, buongiorno, buongiorno qui a Roma, non so a Pisa, ma qui a Roma fa un caldo incredibile, un caldo infernale. Salutiamo il buon Luca Cusani. Io invito tutti quelli che guardano i miei video anche ad andare sul suo canale, andate a vedere il video dedicato per esempio ai telecomandi Gigenicco, o quantomeno al Supercar Gatticar. Ne ha fatti due, del Supercar Gatticar, andateli a vedere tutti e due, non facciamo che ne vediamo solo uno, allora tutti e due andatelo a cercare. Il secondo, quello che ha pubblicato ultimamente, lo trovate proprio sulla home page sua negli short. Quello che ha pubblicato prima sta un po' più indietro negli short, però lo trovate, e poi andatevi a vedere anche gli altri short, porca quella miseria, ok? E non mi fate inalberare. Mi scuso ovviamente con Luca Cusani per la diatriba che si è aperta sul suo gruppo Telegram, anzi ne approfitto, vabbè, sotto la descrizione dei suoi video trovate il link anche al gruppo Telegram di Luke74 Channel. Mi scuso nuovamente perché lì c'è stato, ho avuto a che dire con un altro utente per il prezzo di questa rivista, proprio quello di cui stavo parlando anche in questa live, perché questo utente sosteneva che il prezzo era giusto. Secondo me, se Sprea allineasse tutti i prezzi, sia degli speciali sia dei normali, a 10 euro, 9,90 o 10 euro, che dir si voglia, secondo me non farebbe un soldo di danno e ne venderebbe molto di più, perché è vero che queste riviste sono dedicate purtroppo a gente della nostra età che lavora e che quindi magari, tra virgolette, o sta in pensione, tra virgolette, ha qualche euro in più da spendere in queste riviste. È pur vero che così si lascia fuori quei pochi, perché ce ne sono. E a me un amico con cui mi vedo e mi sento spessissimo, un amico di vecchissima data, che anche lui si chiama Luca e sta in finanza e siamo amici da quando eravamo piccoli, anche lui è un appassionato di Amiga, di Commodore, da quando nacque la Commodore in Italia, eccetera. Però lui non le compra queste riviste, con tutto che è un appassionato, anche perché anche per lui costano troppo, ok? E quindi si perde. Lui, stavo dicendo, questo amico mio Luca, questo finanziere, mi ha sfidato a trovare dei ragazzi. Io gli ho fatti vedere diversi ragazzi di quest'epoca qui, quindi ragazzi 18, 20 anni, 22, 25, a cui piace l'elettronica e soprattutto retro computing e retro gaming. E io, tra l'altro lui è appassionato di Bubble, e io gliene ho trovati diversi, però sono sempre pochi, ok? Se noi vogliamo appassionare altra gente e non mettiamo queste riviste a 14,90 per sapere un po' di storia su Amiga, che tra l'altro, se uno vuole sapere storia di Amiga, cioè senza neanche vai su Google, vai su YouTube, cioè se tu scrivi Commodore Amiga ti escono talmente tanti video che non ci basta una vita per vederli tutti. Cioè pure un ragazzo dei 25 anni, mettendo che ne campa altri 75, non ce la farà mai a vedere tutti i video che sono usciti su Amiga. Quindi se vogliamo avvicinare anche le nuove generazioni,
mettiamole un po' più basse queste riviste, e vedremo che anche le nuove generazioni cominciano un po' a collezionare e a riscoprire il collezionismo. La compro pure io queste riviste, ma al momento ho dato uno stop, prezzo elevato anche per me. Vedi, anche Luca è d'accordo con me. Quindi, tra l'altro, io ho dimostrato che Anime Cult, che è bimestrale come questo, anzi questo mi sa che è addirittura trimestrale, perché questo è uno speciale, vabbè, poi lo vedremo, esce una volta ogni 2 mesi e costa 7,90. Quindi vuol dire, tra l'altro, la distribuzione di Sprea nelle edicole costa uguale per qualsiasi rivista, sia essa una rivista di computer, sia una rivista di manga, anime, quello che vi pare, sia essa una rivista di vinili. Sprea c'ha un sacco di riviste, pure di cucina, cucito, quello che vi pare. C'ha Win Magazine, mi pare che costa 3,50 euro ed è mensile. Quindi la distribuzione Sprea ce l'ha già. Quindi non mi dite che costa tanto distribuire questa rivista in edicola, non costa tanto. Allora, senz'altro, se Anime Cult, che sono lo stesso numero di pagine, tutte a colori, costa 7,90 e ci rientrano, ci possono rientrare anche allineando tutto quanto, magari anche Anime Cult la alzi, però mi abbassi tutti gli altri speciali perché ne escono tanti, mi abbassi gli speciali da 14,90, da 12,90 a 10 euro, e allora a quel punto uniformi tutti 9,90, 10 euro, e così becchi un po' tutti quanti e becchi più pubblico, più pubblico. Detto questo, allora, a parte che su questa rivista ci scrive anche un mio vecchio amico, poi vi farò vedere chi è e quali articoli ha fatto. Comunque, è in edicola Retro Computer. Ce l'ho già quello? Ma che è questo? Quel Retro Computer là è questo? Questa è la rivista, non è una stampa così, è proprio la rivista, per farvi capire che io le compro tutte. Eccola là, eccola là. E quindi quello con l'Amiga, ed ecco l'editoriale dedicato ad Amiga. Ok, allora, il suo arrivo ha modificato tutte le priorità, una macchina irresistibile. Allora dobbiamo fare anche un passo indietro nel tempo. All'epoca, diciamo, un po' per i videogiochi e un po' anche per l'utilizzo dei computer casalinghi a scopo di office, quando uscì Amiga, uscì Windows 95, c'era già Office che veniva diciamo, dalle versioni addirittura per Windows 3.1, ma come foglio di calcolo, per esempio, ricordo benissimo sotto MS-DOS il Lotus 1, 2, 3. C'erano tanti programmi anche per impaginazione, tipo Word, c'era EasyScript per fare degli esempi, ma anche su C64 sotto Geos c'era Geofright, oppure c'erano tanti programmi anche stile Word addirittura per C64, con dei diversi caratteri, con la possibilità ovviamente di andare a cancellare e riscrivere le parole direttamente a video, salvare un documento, andarlo a ricaricare. Diciamo, c'erano tante cose all'epoca. Poi arrivò 16 bit, Amiga. I giochi all'inizio no, però piano piano che passavano i mesi, ma forse pure i giorni, man mano che passavano i giorni, le settimane, i mesi, i giochi miglioravano tantissimo su Amiga, perché avevano una potenzialità che all'inizio non riuscirono a sfruttare, ma piano piano, andando avanti, grazie a quei chip che costituiscono l'hardware di Amiga, l'audio, la grafica, il numero di colori, tutto andò piano piano migliorando fino ad arrivare a dei capolavori che non ce ne sono mai stati uguali su dei computer, diciamo, con un hardware che al giorno d'oggi sembra così misero, cioè con un misero 68.000 dell'Amiga 500, il CPU base, il Motorola 68.000 dell'Amiga 500, riuscivano a fare delle cose che secondo me sono impensabili al giorno d'oggi, perché loro lì erano abituati già col Commodore 64 e con tutti i vari altri, con l'Atari e con altre console e computer dell'epoca, erano abituati ad ottimizzare il codice. Ottimizzando il codice, la grafica e il sonoro, erano abituati a creare delle cose che andavano quasi oltre
la possibilità hardware della macchina. Da questo, applicare questo a un computer come Amiga, che tra l'altro era anche espandibile, perché l'Amiga 500, diciamoci la verità, usciva con 512 KB di RAM, ma tutti quanti subito, proprio all'atto dell'acquisto nel negozio di computer, si facevano mettere l'espansione da 512, che poi c'era quello originale Commodore, e tutte le altre espansioni compatibili da 512 le avevano fatte pure da 1 mega, 1 mega e mezzo, 2 mega, cioè da mettere sotto l'Amiga 500. Poi vabbè, arrivò il 500 Plus che già aveva 1 mega di chip, poi arrivò il 600 e tutti gli altri, diciamo. Quello che fece da apripista però non vendette tanto perché era desktop, costava un sacco di soldi ed era l'Amiga 1000, quello purtroppo non vendette troppo nelle case. Nelle case andò subito e vendette tantissimo l'Amiga 500, e questo è l'editoriale. Abbiamo visto, guardate che indice che parla da sé. Qui c'è un'Amiga 2000 che poi Cusani ne ha fatti vedere, tra lui e non so se adesso c'ha già tutte quante Luca, una pila di Amiga 2000 che non finiscono mai, o alcune ce l'ha Marco Valleggi di MVV Blog, e le altre ce l'ha Luca, non lo so quante ce n'hanno, ma c'hanno una pila che erano 1000, 2000 Amiga 2000, 3000 Amiga 2000 erano una torre proprio che non finiva mai. Belli quegli Amiga 2000. Io mi pare che ce n'ho 3 di Amiga 2000, tra l'altro durante questa estate, ve l'ho detto, vi farò vedere piano piano qualche short, qualche cosa, e vi farò vedere, diciamo, tutto quello che io dico in queste live, che in realtà devo andare a sistemare qualcosa, purtroppo mio malgrado dovrò vendere, causa parta, purtroppo non ho diciamo, l'animazione Demone Varta di Luca, però il Demone Varta secondo me mi ha rovinato tutti e tre gli Amiga 4000, mi ha rovinato, diciamo, forse anche, no, però mi sa che l'Amiga 500 ce l'avevo sul GVP A530 che non c'aveva la Varta dentro, però quantomeno pure io ho diversi Amiga 1200. Tra l'altro si diceva che al giorno d'oggi nessuno regala più i vecchi computer, non è vero, perché anche a Luca gli arrivano in regalo diversi Commodore 8 bit, ma anche qualche serie di Amiga, diciamo, gli arrivano in regalo ancora oggi. A me, diciamo, all'epoca erano i primissimi anni 2000, mi hanno regalato ben 2 Amiga 2000, un Amiga 3000, un Amiga 1200 Mini Tower che tra l'altro l'ho messa stesso io, era una TQM 030, quindi era un 1200 020 accelerata a 030, tra l'altro tutto messo in un Mini Tower, e quindi quello ve lo farò vedere volentieri. Pure quello mi è stato regalato, mi sembra che mi è stato regalato pure un A600 boxato, un Amiga 600 boxato me lo regalarono, no? Che era quello che stava nella vetrina di Morena Computer. Anzi, vi continuo a far vedere l'indice. Se volete andare su Facebook, io ho pubblicato, prima di smontare le vetrine, il mio piccolo museo informatico, e quello è, diciamo, un 20% via della roba che ho, perché non c'entrava tutta per esporla dentro il mio negozio di computer, e quindi avevo esposto solo quella che c'entrava. Ok? Timeline Amiga, principali eventi e modelli dal 1982 al 1995. Guardate che timeline, bellissima, bellissima la timeline. Con questo sembra un'Amiga 1000, e questa è la timeline di tutti i modelli Amiga. Ok, che quanti ricordi vedendo già il Tank Mouse, a me mi riporta indietro quanto l'ho usato quel mouse. Tra l'altro io ho qui un mouse ottico che sarà del 2008 quel mouse, un mouse Logitech USB, però sarà del 2008, è ottico, funziona ancora, ma perché lo devo cambiare? Ok, J. Grand Miner, il papà di Amiga, che l'altro tutti dicono che è il papà di Amiga. Bisogna dire che sì, si può attribuire questo titolo, però bisogna dire pure che Amiga è nato da un team di sviluppo. Ok, Amiga ha tanti chip, ognuno dedicato ad una cosa, che vennero da un team
di sviluppo. Senz'altro lui si può decretare forse papà di Amiga, sì, dai, gli anni formativi e la carriera in Atari. Ovviamente lui, come sanno tutti, oramai è stato detto e ridetto, come già ho fatto presente, ci sono tanti video su YouTube, basta che cercate Commodore Amiga e la storia del Commodore Amiga è stata raccontata in tutte le salse. Però io sono più propenso, non solo, sì, lui è stato uno dei principali, perché poi era capoprogetto, vabbè, comunque bisogna fare i nomi anche degli altri che parteciparono allo sviluppo di una macchina che non dico come il Commodore 64, però ha fatto la storia per la sua espandibilità, per la sua grafica dell'epoca, per diciamo le sue potenzialità. Ricordo benissimo un mio amico che lo utilizzava come titolatrice con il Genlock, e poi scala multimedia, alla fine utilizzava l'MM400, scala MM400 per titolare i film. Poi lui aveva 2 videoregistratori con un terzo per registrare il mixer video, quindi poteva prendere i titoli da Amiga e prendere degli effetti, e mentre faceva una sfumatura da una videocassetta ad un'altra poteva mettere un effetto col mixer video mentre scorreva un titolo preso da scala multimedia e salvarlo su un terzo videoregistratore. Erano cose che adesso si fanno con un solo programma, tanto c'è tutto in digitale, mentre prima serviva un mixer video, 2 videoregistratori, un Genlock, un'Amiga 2000, un'Amiga potente, diciamo, un'Amiga dedicato, e quindi diciamo per utilizzarlo a livello professionale, per esempio dentro una stazione TV, un emittente TV, serviva tanto altro hardware, e far funzionare tutto questo non era per niente facile. Andatevi a vedere i video di Marco Palleggi che ha fatto funzionare Dragon Slayer su un'Amiga 2000, e qua si parla della genesi di Amiga con un Atari messo lì, ovviamente. È questo, è ovvio, questo è il Super Famicom, il Family Computer, ok? E quindi questo è diciamo la genesi. Anche si fa presente anche l'Activision. L'Activision ha fatto tanti giochi, uno più avvincente dell'altro, uno più bello dell'altro, quindi tanto di cappello anche all'Activision. Però ovviamente Atari, tutti noi della mia generazione ne abbiamo sentito parlare di Atari, e è stato un capostipite Atari. Oh, guardate queste altre pagine, bellissima questa rivista, stupenda, vedete? Ma l'Amiga ci sarebbe tanto da dire, io stesso avrei tanto da raccontare su Amiga, visto che ho utilizzato Amiga da quando arrivò in Italia. Diciamo, io comprai come primo computer un Amiga 500 normale, non Plus, un Amiga 500 normale. Poi tramite l'hardware su questo 500 ci cambiai l'Agnus, il Fat Agnus col Super Fat Agnus, che poteva allocare fino a 1 mega di chip. Poi ci misi sotto l'espansione da 2 mega, di cui mezzo mega andò a finire sulla chip e 1 mega e mezzo andò sulla fast, ed era un'espansione che andava sotto. Poi ci aggiunsi la 530 Turbo con la scheda, la Datterboard, la scheda figlia, la GVP PC 286, e questo era ancora solo il 500 con l'hard disk SCSI, diciamo col masterizzatore Philips 2 per il CDT 2006 Philips, con cui masterizzai i primissimi CD, tutto con l'Amiga 500. Poi comprai diciamo il 600, poi dopo il 600 presi pure la 500 Plus, poi andai avanti col 1200, poi il 4000, e da lì non mi sono più fermato, ho preso anche il 2000, poi il 3000 normale e il 3000 Unix. Insomma, la mia storia con Amiga diciamo richiederebbe una live a parte, ok? Quindi mi riservo di fare una bella live dedicata ad Amiga. Questa schermata ha fatto la storia, ok? Andy Warhol. Allora andiamo avanti. L'uscita da Atari e la nascita dell'Amiga, eccoci qua. Quindi lui si licenziò da Atari per lavorare a un suo stesso progetto, che era diciamo un prototipo di Amiga,
ok? E lì vedete il primissimo processore Motorola, il 68000. Questo è l'MC 68000, il cuore dell'Amiga 500. Soprattutto grazie a questo processore abbiamo assistito all'evolversi di un mare di giochi, uno più bello dell'altro, che poi piano piano anche le console e gli altri computer cercavano di stare al passo con la Commodore e quindi cercavano di fare giochi sempre migliori. Io poi non mi scorderò mai, andate tra i miei short e ci sono 2 calici di champagne che io cercavo tantissimo, poi grazie ad un amico del canale Telegram, del mio canale Telegram Amigaida, anzi se non siete iscritti t.me/Amigaida, andate ad iscrivervi su Telegram al canale Amigaida se siete appassionati di Amiga. Grazie ad uno di loro mi disse come si chiamava questa animazione che io vidi quando comprai il 64, vidi un'Amiga 1000 con il monitor con questi 2 calici di champagne che sembravano veri su un monitor e dissi ammazza che potenza questo computer. Era un'Amiga 1000 con champagne.iff che era una semplicissima animazione di pochissimi frame che io l'ho pubblicata tra i miei short, andatela a cercare perché è qualcosa di spettacolare ed era una semplice animazione, vedete la potenza di Amiga e poi quello che è diventato il simbolo di un computer, il Boing Bull, che era la palla che rimbalzava, sembrava niente, ma all'epoca far rimbalzare una palla sullo schermo ricalcolando il rimbalzo, che poi porta tutto ad Arkanoid, a tanti altri giochi, non era per niente facile. Ecco qua, qui nasce l'Amiga 1000. Leggenda vuole, ed è vero perché io ce l'ho l'Amiga 1000, che all'interno del case dell'Amiga 1000 ci fossero tutte le firme di quelli che hanno partecipato all'ideazione e allo sviluppo di questa macchina. Quindi se uno apre il case dell'Amiga 1000 ha tutti gli autografi di quelli che hanno partecipato alla realizzazione di questa stupenda macchina. L'Amiga 1000 che cosa aveva di particolare? Allora, innanzitutto usciva senza Kickstart integrato sul ROM, quindi il primo floppy che ti chiedeva di inserire non era il Workbench, bensì il Kickstart, e infatti compariva la classica manina con il dischetto con scritto Kickstart. Sulle primissime versioni mi pare che c'era scritto addirittura 1.2 o addirittura 1.1 se non erro. Comunque andava bene anche l'1.2, quindi uno inseriva il dischetto col Kickstart, che questo già si mangiava un po' di RAM, e poi poteva installare il dischetto del Workbench. Poi venne fatta anche l'espansione laterale di memoria per supplire ovviamente al fatto che già il Kickstart si andava a ciucciare un po' di quella pochissima RAM, di quei 512 KB che aveva l'Amiga 1000, e quindi vennero fatte le espansioni. Poi qualsiasi cosa tu attaccavi ad Amiga andava a rosicchiare RAM, pure fosse un drive esterno, ok? Quindi diciamo aggiungere un'espansione RAM era quasi obbligatorio anche per caricare solo i giochi che poi diventarono standard sull'Amiga 500, ok? Quindi Kickstart e poi Workbench e partiva un sistema operativo a finestre. Questo ancora prima che sui vari PC uscisse Windows 95, ok? Questo io lo chiamo il successore, diciamo le primissime versioni di Workbench per me sono il successore di GEOS per Commodore 64, che io ho usato tanto, il GEOS, Graphic Environment Operating System della Berkeley Softworks su Commodore 64, ok? Qui andiamo avanti, vedete? Bellissima pure la scheda madre, e lì vedete un'immagine presa da Deluxe Paint, che era il programma di grafica per eccellenza per l'Amiga, ok? Il programma per disegnare era il Deluxe Paint e questa era un'immagine che insieme a quella dell'astronauta nello spazio diventarono un simbolo di questo programma. Poi uscì anche, vedremo, ciao Willy, benvenuto, ciao! Vedremo che uscì pure Personal Paint, che fu molto usato. Qui vediamo tutti i chip
che fanno parte ovviamente di questo gioiellino che è l'Amiga, vedete? Poi tante porte, attenzione, l'Amiga uscì con una porta parallela standard a cui potevano essere connesse tutte le stampanti, pure quelle del PC, tranquillamente, aveva delle porte seriali standard e quindi ci si potevano connettere tutti i modem che uscivano pure per PC, quindi modem standard, modem esterni, US Robotics, Zixel, qualsiasi marca uno andava a comprare di modem, anche quelli ultra compatibili e super economici che si vendevano, si potevano acquistare per collegarsi poi a quel rudimentale internet, che non lo chiamerei ancora internet perché qui in Italia almeno si accedeva soltanto alle BBS, al Videotel, alle Ferrovie dello Stato per vedere gli orari dei treni e qualcosa di più, c'era il televideo, mi pare che aveva un porting su telematico, diciamo, quindi diciamo delle rudimentali BBS, non era proprio internet. Poi ti potevi connettere a dei server all'università per accedere a IRC in modalità testuale. IRC fu una delle primissime chat a livello mondiale in tempo reale. Vedete, quella è l'espansione di memoria laterale di cui vi ho parlato. Vedete? Ma guardate, cioè, qui ci sarebbe tutto, questa è tutta da leggere, questa rivista, tutta da leggere. Ok, veramente, lo so, Arcade Life, bella la maglietta, dischetti e icone, le basi di Amiga OS. Allora, Amiga OS dalle sue primissime versioni fino ad arrivare all'ultima ufficiale uscita, la 3.1, poi ci sono la 3.2, la 3.9, ce ne sono tantissime, mi sembra che in giro c'è anche la 4.0, però quelle della Commodore, queste ufficiali, avevano dei bug, per carità, però quanto erano uno spettacolo queste interfacce grafiche che ci permettevano di utilizzare il multitasking nativo di Amiga al 100%, cioè già con la CLI, Command Line Interface. Quindi io ancora prima, io mi ero fatto un dischetto Workbench modificato in cui non faceva partire l'OADVB, perché a me non interessava l'ambiente grafico, a me bastava la CLI. Poi io mi aprivo più finestre CLI, Command Line Interface, per lanciare diversi comandi e far fare diverse cose al mio Amiga. Ok? Se io utilizzavo i comandi da linea testuale per copiare un dischetto e avevo 3 drive esterni e uno interno, io potevo fare 2 copie di 2 dischetti contemporaneamente con Amiga, perché io lanciavo una copia da DF0 a DF1 in una CLI, in una finestra CLI, e poi da DF2 a DF3 su un'altra CLI. Quindi io facevo 2 copie contemporaneamente di 2 dischetti diversi con 4 drive, ok? E quindi quella era la potenzialità di Amiga, di avere il multitasking, cioè poteva fare più cose contemporaneamente. Il multitasking all'epoca non si sapeva neanche che cos'era. Tu potevi fare una cosa alla volta, pure il Commodore 64 faceva una singola cosa alla volta. Il PC con la finestra DOS faceva una cosa alla volta, non potevi aprire più finestre solo con Windows, però quello non era un multitasking reale. Tu potevi aprire, si rallentava tutto perché lui faceva un pezzo di ogni cosa, lo faceva in sequenza. Se tu aprivi 3 finestre, faceva un pezzo 1, un pezzo 1, un pezzo 1. Così lavorava il PC. Amiga le faceva contemporaneamente tutte e 3. Ovviamente si rallentava pure Amiga, ma lei le faceva tutte e 3 contemporaneamente. E quella è la potenzialità del multitasking. Ok? Bellissimo. E questa è Amiga OS, detto anche Workbench. Ok? Dai cracker alla demoscene. Ecco, allora qui c'è da parlare tantissimo, anche qui mi fermo un attimo, vi faccio vedere queste 2 pagine. Come sapete io sono innamorato della demoscene da quando avevo il Commodore 64, perché tutti i giochi che mi arrivavano craccati avevano tutte queste intro con queste scritte che si muovevano facendo delle sinusoidi o delle cosinusoidi, oppure apparendo pure in scorrimento orizzontale o verticale addirittura, bellissime, ed erano tutte quante colorate, sfumate, anche col Commodore 64 che aveva 16 colori e 2 figure, chissà come. Quando arrivarono i primi giochi craccati, come dice qua, craccati per Amiga, anche questi dischetti avevano le demo del pirata prima.
ok? Quindi poi c'erano pure la selezione delle vite infinite, del tempo infinito, a secondo del gioco erano, diciamo, i cosiddetti trainer, i trainer dei giochi, quindi potevi impostare, che ne so, disabilitare la collisione degli sprite, e molti giochi poi non funzionavano più, perché se tu disabiliti la collisione degli sprite, poi magari non puoi neanche andare avanti col gioco, quindi diventava un macello utilizzare determinati giochi disabilitando la collisione degli sprite. Però per esempio vite infinite, tempo infinito, cose di questo genere erano molto molto utili. Per esempio su Pinball Dreams c'erano palline infinite, non c'aveva significato, ci ho mai giocato io con le palline infinite, perché quelle che ti davano erano quelle che tu dovevi utilizzare per fare un record, quindi non aveva significato, però c'era pure la versione palline infinite di Pinball Dreams, ok? Quindi tutto questo per arrivare a che cosa? Questi, diciamo, esponenti della Cracker Zone di Amiga si inventarono, che poi già c'era per il C64, la demoscene, però anche per Amiga diventò famosissima, talmente famosa che ancora oggi, nel 2025, diciamo, queste realtà sono ancora vive, vengono ancora programmate delle demo per C64, per Amiga e per altri, anche per altri computer. Soprattutto questa demoscene è diventata una cosa a sé stante, quindi non più dipendente da dei giochi, ma proprio venivano fatte dei demo. La più famosa di tutte quante è State of the Art dei Spaceballs, ok? Che poi si portò dietro tante tante altre demo, una più bella dell'altra, ma io pure su Commodore 64 ho tantissime demo a cui sono affezionato e ho fatto sempre la collezione, avevo tantissimi dischetti. Per il Commodore 64 ancora ce l'ho, per Amiga no, però c'è Aminet, a parte che li troviamo tutte quante su Anime, le demo, su Aminet, quindi il sito internet ufficiale dedicato al software PD public domain di Amiga, e lì ci sono quasi tutte le demo che sono uscite, quindi bellissimo, ma comunque le troviamo su internet in formato sia DMS e sia in tutti gli altri formati caricabili tranquillamente con gli emulatori, ok? E la demoscene ha raggiunto dei livelli enormi perché sono andati avanti e sfruttando sempre l'hardware base di queste macchine riescono a fare delle cose sempre più belle, sempre ovviamente richiedono più dischetti, ma tanto adesso sono tutti dischi virtuali, sono file su un hard disk, e quindi la demoscene, come vedete, è ancora viva e vegeta nel nostro tempo, nel 2025. Bellissime, andatele a vedere su YouTube tutte le varie demo, perché vale veramente la pena, come vedete. Ovviamente, eccola lì, State of the Art, questa qui, State of the Art, e questo è il logo dei Spaceballs, vedete? E vabbè, ce ne stanno tantissime, una più bella dell'altra, e queste sfruttavano la bassissima, diciamo, capacità di memoria di questi Amiga, ripetendo n volte un disegno, dandogli meno colori possibili in modo che occupavano meno RAM possibile, andando a fare la musica con dei sample sempre più piccoli e utilizzandoli, ripetendoli, magari mischiandoli uno con l'altro in modo alternato, magari li rallentavano, li velocizzavano via software, in modo che un singolo sample di pochi secondi potesse essere utilizzato per fare una canzone che poi durava pure 2, 3, 4 minuti e sembrava che tu ci avevi un MP3, quando un MP3 pure a bassissima qualità, meno di un mega e mezzo, 2 mega, non occupava, però l'Amiga tu ci avevi massimo 1 mega compreso le grafica, audio, tutto l'ambaradam, tu ci avevi quello a disposizione, compreso di listato che doveva essere eseguito per eseguire queste demo, e quindi dovevano per forza ottimizzare. Qui c'è l'arte dell'ottimizzazione del codice e di tutto quello che tu hai a disposizione, quindi l'ottimizzazione delle immagini. La rotazione di un cubo si può fare disegnando un cubo 3D con 3D Studio, facendo tutto un macello, oppure disegnando delle semplici linee. Se il cubo non deve contenere niente, tu gli fai calcolare semplicemente al computer come si devono muovere queste linee, e con dei cicli delle particolari funzioni tu gli dici di far muovere queste linee
quindi con dei cicli quelli si muoveranno parallelamente, quindi i due lati, i lati che disegnano tutto il cubo, e tu hai fatto muovere un cubo nello spazio virtuale dell'Amiga 2D, però è un cubo disegnato in 3D, senza andare a utilizzare chissà quanta grafica, ok? Vedete qua c'è sta pure la Dark Age Software, che tra l'altro ancora esiste, la Dark Age Software. Sono belle, belle, belle le demo, sono qualcosa di spettacolare. Oh, l'epoca Commodore. E qui la Commodore acquistò Amiga, ok? E da quel momento non si capì più niente. La stessa cosa la dissi quando venne prodotto il VIC-20, perché molti dicono che il Commodore 64 è stato a fare, diciamo, la fortuna di Commodore, ma non fu solo il Commodore 64. Quando venne creato il VIC-20, dopo i vari PET, dopo, diciamo, l'avventura con le calcolatrici e con le macchine diciamo, non da scrivere, le macchine calcolatrici, ecco, le macchine calcolatrici, le calcolatrici elettroniche, poi i PET, poi venne il VIC-20, il primo computer, vero computer per le masse, e in Italia ebbe un successone anche il VIC-20, poi ebbe un grandioso successo anche il Commodore 64, però poi un'altra pietra miliare fu anche questo, l'Amiga, quindi l'acquisizione di Amiga da parte di Commodore, che voleva distribuirlo alle masse, ed ecco che da lì, dall'Amiga 1000, poi nacque l'Amiga 500, anche se qui, come vedete, c'è il Boeing Ball dell'Amiga 1000, e poi c'è Amiga Desktop Video, ok? Il montaggio video con Amiga nella Svizzera degli anni 90, ma non solo in Svizzera, guardate che tante emittenti private utilizzavano l'Amiga 2000 e l'Amiga 3000 per fare montaggio video con i vari Genlock che andavano addirittura sugli slot Zorro, ok? Problemi di management, ovviamente poi da qui cominciarono nacquere, che mi sono visto, da che mi è uscito, dai, su, nebbe, da voce del verbo nascere, quindi nacquero i problemi di management su Amiga, di lì a poco Commodore, traballando, tra trick e ballacche, cominciò a traballare, non bastò il futuro presentato da Amiga, perché Amiga era un computer del futuro nel presente degli anni 90, non ce n'era per nessuno. Amiga era superiore a tutte le macchine che venivano presentate in quel tempo, anche ai vari Apple, era superiore a tutti, però purtroppo la Commodore fece una brutta fine, nonostante avesse per le mani il computer del futuro, che poi piano piano, oltre all'Amiga 4000, si poteva far uscire anche l'Amiga 5000, si potevano fare tante cose, la si poteva rendere compatibile addirittura con Windows, bastava fare un accordo con Microsoft, e Microsoft basta che gli facevi vedere i soldi, Microsoft faceva accordi con tutti, ha fatto accordi con HP, con Radio Shack, tutti i PC della Compaq uscivano con la licenza già Microsoft Windows 95 impecettata sopra, quindi voglio dire, ha fatto accordi con chiunque la Microsoft, quindi vabbè, questa non so se ve l'ho fatta vedere già, questa pagina bellissima. Andiamo avanti, quello che vi posso dire io, e qua vediamo, viene menzionata l'Amiga 2000, vedete? Sempre un computer desktop, e l'Amiga 2000 sempre ECS, quindi non era AGA, quindi con la grafica aggiornata, ma era un vecchio processore video, l'ECS, che tra l'altro era enhanced, perché il primissimo processore video dell'Amiga era OCS, ok? Quindi diciamo che l'Amiga 2000 venne utilizzato in tantissime reti private, addirittura con scala. Vedete qui subito viene menzionato quello che io vi ho detto, il Genlock.
Che cosa permetteva di fare questo apparecchio, questo Genlock? Vi permetteva di mischiare un segnale video proveniente da una fonte esterna, sia essa una telecamera o un videoregistratore, con il segnale video proveniente da Amiga e farli uscire già miscelati per andare a essere registrati su un altro videoregistratore. Quindi voi potevate avere un videoregistratore, una telecamera e l'Amiga, quindi quello che c'era normalmente. Chiunque di noi era appassionato un po' di video, aveva già una, che ne so, una videocamera VHS-C, un videoregistratore e l'Amiga. Con il Genlock tu univi queste tre cose, sul videoregistratore mettevi la cassetta vuota e registravi, sull'Amiga mettevi i titoli e sulla telecamera mettevi in play la cassetta e i titoli scorrevano in sovraimpressione su un video esistente proveniente dalla telecamera. Ok? E quindi questo era semplice per fare delle titolazioni all'epoca, perché all'epoca se no senza questo hardware non potevi fare, tranne se avevi la telecamera che con 1, 2, massimo 3 fonti c'avevi per fare delle titolazioni in sovraimpressione, ma le dovevi fare con la telecamera in tempo reale, cioè era un macello, non era semplice, esistevano e ce n'erano tante di telecamere con la titolatrice incorporata, però era macchinoso. Con l'Amiga tu ti potevi fare i titoli piano piano come volevi, con i font che volevi tu, con le spaziature, con i tempi, che ne so, facendo venire da destra, da sinistra, da diagonale sopra, da diagonale sotto, da dove volevi, e quindi la titolazione diventò alla portata di tutti, molto semplice, con programmi tipo Scala Multimedia, ma Scala non era l'unico. Ed ecco che qui parliamo del mio primissimo Amiga, l'Amiga 500. Ancora prima dell'Amiga 500 Plus uscì l'Amiga 500, il mio primissimo Amiga. Ok, qui c'è un'Amiga che sta adesso, mi pare, su eBay a 5.000 euro. Questo che vedete qui sopra, questo, mi sembra che adesso stia a 5.000 euro su eBay. A pazzia proprio, perché non ci vale 5.000 euro quel coso, vabbè. Comunque ancora qualche cosa vale. Vedete, qui vi faccio vedere, eccolo, GVP A530 Turbo. Io ce l'ho questo con tanto di scatola, me lo faccio vedere, eccolo qua. Questo è il GVP A530 Turbo slot Zorro, quello laterale all'Amiga 500, 40 MHz di potenza. All'epoca era uno sproposito e c'aveva il processore 030 incorporato, quindi il Motorola MC030 incorporato. Ciao, io poi tanto quanto sto in live, sto 53 minuti, sto a metà rivista, figurate, mo mi sbrigo un po', perché poi devo pure cucinare per mia figlia. Comunque salutiamo l'amico Michele che va in pausa pranzo, poi te la recuperi la live perché è interessante. Quindi vedete, io non vi dico bugie e vi farò vedere anche il mio con tanto di scatola di GVP A530 Turbo. Purtroppo qui pure sulla rivista, diciamo, questa immagine l'hanno pubblicata molto scura. Io mi pare che ne pubblicai una un po' più chiara diciamo, su Facebook della mia GVP A530 Turbo. Tra l'altro vi racconterò pure quello che mi è successo, perché io l'hard disk originale IBM di questo GVP A530 Turbo l'ho dovuto buttare e ce ne misi uno che era alto più del doppio e quindi io questo coperchio non riuscii più a chiuderlo. E ancora oggi, siccome c'è quell'hard disk che è alto più del doppio di quello originale, non è chiuso con le viti ma è aperto, appoggiato sopra. Questo è un altro aneddoto. I videogiochi di Amiga. Ecco, e qui si va proprio sulla storia, su quello che l'ha resa famosa l'Amiga, perché i videogiochi erano molto simili a quelli del bar. Ok? Qua che è Defender of the Crown ci hanno messo Cinemaware. Sì, quello è Defender of the Crown. Io ve lo ricordo, non l'ho sfogliata questa rivista, ho aspettato di fare questa live, non l'ho sfogliata. Rocket Ranger. A me, come sapete, i miei 3 giochi preferiti sono Pinball Dreams, Pinball Fantasies e Pinball Illusion Aga. Sono i miei 3 giochi preferiti su Amiga, tutti e 3 di pinball. Ok, Firelight.
Ecco altri giochi, per quanto ne sono usciti tanti, c'è Dragon Slayer a N dischetti, Hard Racing Havoc che era Roger Rabbit, ma cioè sono talmente tanti giochi bellissimi su Amiga che non ci si fa tempo a vederli tutti né a raccontarli tutti. Potete andare a cercare l'Home Play Games di Amiga e li trovate tutti su YouTube, l'hanno pubblicato in formato long play. Ovviamente il mio amico, diciamo Luca il finanziere, per lui il più bello è Bubble Bubble, per carità è bellissimo anche Bubble Bubble. Tra l'altro a me piace di più la versione per Commodore 64, lui invece quella di Amiga. Vediamo qui ci sono ovviamente i vari giochi di football, di Formula 1 tipo Ferrari, vedete? Poi grande, tanto di cappello anche alla Simul Mondo che era italiana, un saluto anche a Ivan Venturi della Simul Mondo, ok? E qui sto andando un po' veloce perché ci sarebbe da fare una live a parte sui giochi usciti su Amiga, la Team 17, Cannon Fodder, eccetera. Fecero la Psygnosis, ecco, pure questa qui, Psygnosis, l'Imagine, vedete? Ma io che l'ho avuti quasi tutti, i giochi per non di tutti, vedete, Barbarian, i Lemmings, mi ricordo benissimo Zool come platform, Zool era bellissimo. Quando uscì Sonic, l'Amiga non poteva far uscire Sonic e fece uscire Zool e Zool 2. Comunque, cioè veramente, veramente tantissimi giochi, uno più bello dell'altro, uno migliore dell'altro. Poi mi ricordo Ugo, quando uscì il gioco del leone, che fecero pure per televisione, che batteva vicino allo schermo e tu dovevi scegliere se andare tra tre possibili combinazioni di tasti. Quel gioco, il Lion Trophy, venne portato su Amiga sotto forma di Ugo, Hugo. Ugo era bellissimo perché ricordava tantissimo quel gioco lì e c'era su Amiga, ce n'erano tantissimi su Amiga, cioè veramente io avevo 7500 dischetti e non erano neanche tutti. E questo io ce n'ho 3 di CD TV, bellissimo il CD TV. Quando andrò lì, se funzionano ancora, io uno me lo porto a casa e me lo metto sotto la televisione di CD TV. È vero che non c'ha quasi più significato perché i CD tra un po' non si usano proprio più, neanche i CD audio, e io ce n'ho tanti. Non c'ha significato perché i giochi, questo il CD TV non erano AGA, dovevi metterci i giochi dell'Amiga 500, i giochi non AGA, quindi non quelli per il 1200 o 4000. Diciamo c'era diverse limitazioni, per quanto però l'idea di avere, diciamo, un lettore CD da stereo, quello che noi negli anni 90 chiamavamo lo stereo, che c'aveva il giradischi, la radio, diciamo la piastra, diciamo il tape, il mangiacassette, e poi l'amplificatore, qualcuno c'aveva pure l'equalizzatore e poi ci mettevi questo CD TV. Era uno spettacolo perché il CD TV era oltre un lettore CD audio molto di più, perché ci potevi anche giocare, caricare le demo. Io me lo portavo dietro, come più volte ho raccontato, e lo attaccavo con una semplice presa SCART dietro ai televisori che io trovavo dovunque, e avevo un CD che non lo trovo più, però forse un giorno lo rifarò, pieno di demo che partivano grazie a una startup sequence che avevo fatto io. Dicevo in rilievo che cosa sentivo, anche questa scritta sotto è tutta in rilievo, questa scritta gli ultimi anni di Commodore è tutta in rilievo. Dicevo, avevo fatto un CD per CD TV con tutte le demo che partivano una dopo l'altra, finiva una e partiva un'altra, finiva una e partiva un'altra, e durava non so quante ore questo CD lanciato, messo dentro col caddy dentro al CD TV. Enhanced Chipset ECS, vedete? ECS andò a sostituire l'OCS, quindi l'Enhanced Chipset. Ok, le riviste Amiga, cioè aspettate, guardate, aspetta, vi faccio vedere questa pagina e poi ne vado a prendere una a caso, perché io ho tutti gli Enigma Amiga Run, vedete,
Aspettatemi che tanto ritornerò. Aspettatemi che tanto ritornerò. Come vi dicevo, Amiga OS4 è uscito. Questo è BitPlane. Guardate, BitPlane. BitPlane. Per dire che io non compro riviste, BitPlane. Le prime che ho trovato, così stavano lì, non l'ho preparate, non ho BitPlane. Non lo sapevo che qui avrebbero parlato delle riviste Amiga, ma ce n'ho tantissime di riviste dedicate solo ad Amiga. Molte stanno in soffitta, ovviamente, molte stanno in soffitta. Oh, passione Amiga! Ovviamente Zap, gli ultimi numeri. Guardavo. Io sono stato sempre patito di queste riviste. Commodore Computer Club ce l'ho quasi tutte, ce n'ho tantissime, stanno tutte su in soffitte. K Magazine ce n'ho tantissime. The Game Machine, che ve lo dico a fare. The Game Machine, ovviamente c'è anche Passione Amiga, mi piaceva tanto, Passione Amiga, Amiga Addict, poi c'erano pure quelle internazionali. Oh. E qui passiamo dall'ECS a quello che doveva essere un cambiamento epocale nell'Amiga, col 1200 e col 4000, che avevano di sostanzialmente diverso rispetto agli Amiga, diciamo, precedenti. AGA, il tramonto a 16 milioni di colori, Advanced Graphics Architecture. Allora, l'Amiga AGA permetteva di avere una palette di 16 milioni di colori, ok? E quindi qui si voleva, diciamo, fare un tipo di concorrenza a quelli che erano i PC dell'epoca, che erano dotati però di scheda video aggiuntiva. All'epoca c'erano le ATI, le Matrox. Se andate sul mio profilo, io ho pubblicato uno SMAU in cui veniva presentata la Matrox Mystique 220 e la All-in Wonder, no, la All-in Wonder non era della ATI, la Matrox Mystique 220, non mi ricordo com'era, la scheda di catturo video per attaccare un videoregistratore alla scheda video e acquisire in tempo reale col PC le immagini, cosa che su Amiga potevi fare solo col digitalizzatore video, col VD12, il Videon e tutti questi altri digitalizzatori, però ti veniva grandezza francobollo, non era in tempo reale e, diciamo, richiedeva un sacco di risorse. Quindi AGA, applicato solo ad Amiga 1200 e ad Amiga 4000, questo chipset venne tantissimo adoperato soprattutto per fare gli sfondi dei videogiochi, però molti giochi utilizzavano il chipset AGA, ma tanti, uno su tutti, Pinball Illusion, ok? E questo è Scala, la rivoluzione della titolazione. Scala Multimedia per tantissime TV private fu diciamo, una mano santa, perché un software associato al Genlock che abbiamo visto prima ti permetteva di fare dei titoli a dei telequiz, a delle trasmissioni sportive, a qualunque cosa. Tu potevi metterci i titoli sotto che scorrevano, decidevi tu la velocità, decidevi tu il font, decidevi tu qualunque cosa, ok? Le ultime versioni di Scala supportavano anche i color fonts, che Amiga aveva i fonts colorati, cosa che difficilmente le trovavi su altre macchine. I color fonts erano qualcosa di spettacolare, io ho utilizzato tanto Scala. Allora andiamo avanti perché sennò la live poi dura troppo. Siamo arrivati a qualcosa che doveva essere una rivoluzione ma che purtroppo non lo è stata, proprio perché è nata in concomitanza con una console che ha fatto la storia. Questo era l'Amiga CD32, sono usciti tanti titoli già in formato CD32 che venivano caricati semplicemente mettendo il CD all'interno di questa console, perché questo vero sì che era un'Amiga, tra virgolette, aveva l'hardware dell'Amiga 1200, dell'Amiga 4000, quindi era AGA, l'Amiga CD32, però partiva direttamente mettendo il CD dentro al lettore CD e partiva subito il gioco, quindi senza workbench, senza dischetti, senza niente. Mettevi il CD all'interno di questa console marcata Commodore Amiga CD32
e diciamo il gioco partiva. Fu diciamo, un ultimo colpo di coda, se così si può dire, della Commodore, che voleva a tutti i costi accaparrarsi un'altra fetta di mercato, che era quella non degli appassionati di computer, ma degli appassionati di videogiochi che compravano un sacco di console. E quindi con il CD32 la Commodore, l'Amiga, voleva accaparrarsi anche quella fetta di mercato. Purtroppo poi uscì la PS1 e non ce ne fu più per nessuno. Ray Tracing, viaggio nella terza dimensione, e questo vedete è un altro demo di un pupazzetto che palleggiava con 3 sfere, ok? Questa ve la dovete immaginare animata con queste sfere che si muovevano e lui che muoveva le braccia per passare la sfera da una mano all'altra, e quindi queste sfere che giravano, e questo era un approccio rudimentale a quello che era il ray tracing, cioè l'approccio alla terza dimensione. Ricordo che anche Babylon 5 ha utilizzato delle scene 3D spaziali create con Amiga, ok? E con tutti i software 3D che si trovavano all'epoca su Amiga negli anni 90, ok? Quindi il ray tracing fu molto usato anche sui computer Amiga, e tutto ciò che aveva a che fare col 3D. Newtek Video Toaster Amiga al cinema. Il nome Newtek è stato associato fin dalla comparsa del primo Amiga 1000 a stupende immagini a colori nelle più invoglianti pubblicità dell'epoca. Questo è il Video Toaster, un programma di editing video, e guardate che editare video con Amiga era tutt'altro che semplice. Guardate che anima di scheda che era necessaria, cioè il Video Toaster era questa scheda con il software associato. Attenzione, con il software associato si poteva abbozzare, diciamo, un video editing rudimentale, analogico digitale mixed, mischiato tra analogico e digitale. Quindi non era fatto completamente su Amiga, non era fatto completamente in analogico su un videoregistratore. Il Video Toaster permetteva di fare video editing, diciamo, con Amiga. E un'altra cosa che ha cambiato, diciamo, e ha decretato un grande successo di Amiga fu il suo chip audio, ok? Era un audio stereo a 4 canali, per quanto c'era pure Octamed che ti permetteva di sfruttare 8 voci, quindi 4 canali, 8 voci con Octamed, e invece c'era il Pro Tracker che avevi 4 tracce, e questa era la musica fatta con Amiga. Potevi campionare, io avevo il DSS 8, campionavo 8 bit, però per esempio anche in aggiunta alla Picasso 4 c'era il modulo concerto che era a 16 bit, attenzione, e poi c'era tutto un mondo di periferiche MIDI che si potevano connettere con l'interfaccia MIDI all'Amiga, ok? L'interfaccia MIDI era qualcosa di molto semplice e permetteva di comandare degli strumenti musicali MIDI attraverso un software su Amiga. Qui vedete, questo è il famosissimo Pro Tracker, quanto l'ho utilizzato, che è molto simile all'Octamed, però l'Octamed aveva 8 tracce invece di 4, ok? Comunque io ho utilizzato tanto il Pro Tracker su Amiga, anche se i campioni andavano a finire nella chip, e quindi dovevi avere 1 mega di chip, se no con mezzo mega non ci facevi niente, ragazzi. E questo io ce l'ho tutte e due le versioni dell'Atari Lynx, quindi questi sono i figli di Amiga. Questa fu la primissima console portatile a colori, l'Atari Lynx, e mi ricordo la pubblicità faceva vedere California Games, bellissimo, su Atari Lynx. Io ho tutte e due le versioni, mi pare che sono 2 le versioni che sono uscite di questo Atari Lynx. E poi vabbè, 3DO e tutti i successori di Amiga, come vedete, ricordano molto l'Amiga CD32, queste console, che poi anche, se vogliamo, la PS1, erano tutte molto simili queste console, E all'epoca ci fu una vera e propria guerra, una vera e propria battaglia per accaparrarsi i clienti. Oh, Amiga Walker, la macchina che non arrivò mai. Questa immagine stava su tutte le riviste d'epoca
dedicate appunto ad Amiga, questa immagine qui, e questa è l'Amiga Walker che vedete con un lettore CD o a scelta anche il masterizzatore, il floppy, vedete? E questo era destinato a essere un'unità che permetteva anche di fare editing video, però non arrivò mai. L'Amiga Walker Commodore tramontò prima. Ok, poi Amiga finì in mano alla Escom tedesca, poi Amiga Technologies, e poi diciamo tante cose. Oh, questa gialla dovrebbe essere beta release for registered developers only, not to distribuite, vabbè. Questa schermata così in rosso era il Guru Meditation di quando Amiga incontrava un errore e il software andava in conflitto con l'hardware, compariva questa schermata lampeggiante con scritto Software Failure Guru Meditation e c'era una serie di dati che potevano servire agli sviluppatori per capire dove il software era entrato in conflitto con l'hardware e quindi causando un blocco della macchina. Oh, Amiga in Italia, tanto di cappello alla Gloanto che fece tanto. Ecco, e vedete Personal Paint della Gloanto e vedete l'astronauta che io prima ho erroneamente associato a Deluxe Paint, invece l'astronauta è prettamente come il faraone, la maschera d'Egitto è di Deluxe Paint, questo è prerogativa di Gloanto Personal Paint. C'è niente da fare, mi ricordavo male, purtroppo io faccio troppo affidamento sulla memoria che molte volte mi tradisce. Ok, post Commodore ovviamente c'è Gloanto Amiga Forever, bellissimo, contiene tante demo, le licenze software per utilizzare i vari Kickstart e i vari Workbench, e poi c'è ovviamente diciamo una collezione di giochi gratuiti e ovviamente le demo, le tante demo all'interno di Amiga Forever, ok? E ovviamente gli emulatori anche per utilizzare questa Amiga Forever direttamente su un qualsiasi PC. E di qua vediamo DA500 Mini. Oh, il parere dell'esperto, Amiga ieri e oggi, l'analisi 40 anni dopo. Vabbè. Ok. Che bella questa rivista, ripeto, peccato il prezzo elevato, ecco, DA500 Mini, tutta la pubblicità di tutto ciò che uscì qualche anno fa, già non si trova più questa DA500 Mini, a breve dovrà uscire DA1200, quella sarà, mi sa, già a livello maxi, quindi già con tastiera funzionante. E da che siamo arrivati, il listino dei computer ed emulare Amiga. Io voglio salutare Gabriele Ferri e vi volevo far vedere quali erano i suoi articoli, ma non mi sono soffermato a farvi vedere da chi erano firmati gli articoli, però qui ci sono degli articoli del mio amico Gabriele che saluto, anche Gabriele lo conosco da quando anche lui era un bambino, io ero un ragazzo, però ovviamente qua è... ma dove vai a vedere la firma de... No, è un casino, qua. No, non è facile vedere chi ha scritto qua. Ah, stanno scritti in alto, aspetta. Sì, zittiamolo un po' sto coso. Guardate, spamming, quando è rosso è spamming. Mi compare tutto scritto di rosso. Ah, potevano scriverlo nel coso, chi è che ha fatto l'articolo. Questo è Carlo Sant'Agostino, che saluto anche Carlo. Ciao Carlo, quindi Luciano e qua la genesi di Amiga, Carlo Sant'Agostino, anche questa, J Miner, Luciano, vedete, andiamo avanti, io posto pure senza occhiali, Max, leggo solo i nomi perché devo andare veloce, anche perché la live è durata pure troppo, sì, se no poi la gente non se la vede. Volevo vedere qual era l'articolo Carlo Sant'Agostino, se la comanda, Luciano, io non ci vedo proprio più niente senza occhiali, però io occhiali in live non me li metto,
non me li voglio mettere, non fa niente l'Amiga 2000. Silvio, voglio vedere se riesco a trovare velocemente dalla redazione Carlo. Vabbè, comunque l'ho salutato, qua in mezzo sapete che ci sta lui, no. Purtroppo poi senza occhiali non leggo e quindi fa niente. L'ho salutato, vabbè. Gabriele Ferri, Gabriele, ciao, ti saluto, lo so che qui c'è sta qualcosa che hai scritto tu, ma non vedo se velocemente Carlo Sant'Agostino, Fabio, tutto lui l'ha scritto a sta rivista, Stefano. Oh, eccolo qua. Guardate, questo per esempio è un articolo scritto dal mio amico, vediamo se zoom, va, Gabriele Ferri. Eccolo qui, Gabriele Ferri, che è andato a fare questo articolo. Vedete? Metti a fuoco, maledetto. Ok? Vediamo se ne trovo un altro, che mi pare che ce ne dovrebbe stare pure un altro, Comunque almeno uno l'ho fatto vedere, va. Stefano. Carlo. Ne sa tanti, Carlo, Sergio. Carlo. Praticamente è sua sta rivista. Sergio. Luciano. Mi sa che stava prima, vabbè, comunque. Allora, questa è la rivista. Ripeto, una rivista spettacolare. Allora, la stampa, non posso dire niente, è ottima. La carta utilizzata, qualità altissima. Qualità altissima. Questa carta è bellissima. La qualità della stampa, siamo a livelli molto molto alti. Guardate, io l'unica cosa che vi dico è che secondo me 14,90 sono troppi per questa rivista, ok? Qualche cosa in meno, secondo me uniformare un po' tutti i prezzi di tutte queste riviste non sarebbe un errore da parte di Sprea. Io so che uscirebbero anche i compensi per tutti gli amici che scrivono su questa rivista, perché ne venderebbero qualche copia di più e quindi diciamo i compensi rimarrebbero quelli, però ci sarebbe una diffusione maggiore di questa rivista che non venderla a 15 euro, perché parlare di 14,90 per me è quasi pure una presa in giro. Costa 15 euro questa rivista. 15 euro è quasi il prezzo di un vinile, ragazzi, è tanto, è tanto. Uniformare tutto, secondo me, a 10 euro potrebbe giustificare e potrebbe invogliare tanti altri a comprarla. Ok? Non sono pochi 5 euro di meno, per ogni numero. Per quanto io continuerò a comprarli, ma devo rinunciare a tante cose, Allora, io in chiusura di live devo assolutamente aprire questo che so 3 settimane che ce l'ho imballato, guardate, l'ho comprato su Amazon, 3 settimane che qua è imballato e mo lo apriamo in diretta prima di chiudere la live. Amazon va per paese e le buste spezziamo tutto, ok, ed eccoci qua. Facciamogli fare una bella risata ad Amazon. Ovviamente avrete capito che è un vinile. La faccio veloce, questo unboxing. E questo è un disco mix che mi era sfuggito, non avevo comprato anche perché costava troppo per me. Adesso l'ho trovato in offerta, non lo so perché ogni tanto vanno in offerta, scusate ma sto sudando tantissimo. Eccolo qua, 883. Hanno ucciso l'uomo ragno remix per la collezione Max Forever, edizione limitata, vinile splatter da 180 grammi. Io questo già ce l'ho con l'originale degli anni 90, ma visto che ho fatto tutta la collezione
dei mix che sono usciti, dei remix, diciamo, dischi mix di canzoni degli 883, ho preso anche questo, così ho completato, diciamo, la collezione dei remix degli anni 90 degli 883. Poi se ne usciranno altri li comprerò senz'altro. Quindi questo è Hanno ucciso l'uomo ragno, remix, mi pare di Fargetta, non so, di uno di loro, ma non mi ricordo neanche, ma devo fare mente localizzante, ma non me localizzo manco più per niente con la memoria. E quindi niente, abbiamo sfogliato insieme Amiga, retro computer Amiga, che sta qui dietro, no, dove l'ho messo? Eccolo qua, Amiga, ok? Vi ho fatto vedere i bit plane che c'ho, vi ho fatto vedere questo per esempio il primo numero, ma c'è anche il secondo, ci stanno tutti, quindi riviste ce n'ho tantissime, sapete che ci abbiamo da fare, lo sfogliamo insieme di tutte le altre riviste dedicate ai telefilm degli anni 90 o anche ai cartoni animati e agli anime, un sacco di roba, va bene. Vi invito a visitare i miei siti, classe74.it, renijstore.it, eccolo qui sopra, starwarsstore.it, ilmondodelvinile.it, magliettevintage.it, legolando.it, sono tutti siti che vi portano ad acquistare degli oggetti su Amazon, qualora lo vogliate, lo farete supportando il mio lavoro ed i miei canali. Io vi ringrazio di essere stati con me per quest'ora e mezza quasi, vi do appuntamento alla prossima live, come vedete sono molto sudato, quindi io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live, non so quando sarà, come sempre, quindi sono le ore 13:27, devo andare a preparare il pranzo per mia figlia, quindi scappo via, quindi è quasi l'1:30 di questo 25 giugno 2025, da Reni Retro è tutto. Abbiamo sfogliato insieme questa bellissima rivista dedicata a una macchina iconica degli anni 90, Amiga by Commodore, ok? Grazie a tutti e un saluto, un abbraccio da Roma. Vi lascio con la solita sigla, se la riesco a trovare. Reni Retro, Reni Retro, Reni Retro, Reni Retro. Ciao a tutti!